Una scuola tennis con più di 140 iscritti e iscritte, un circolo da circa 300 associati e associate, campi moderni ristrutturati da poco. Per il Tennis Club Santa Margherita Ligure, avere una prima squadra in A2 che vince molto è solo una piccola parte del successo. Questa è la nostra più grande ambizione, dico sempre che la Serie A è la punta dell'iceberg, è il riferimento che tutti i ragazzini che iniziano a impugnare la racchetta devono avere, perché il sogno è un giorno di arrivare lì. Non tutti ci arriveranno, ma tutti faranno dello sport sano, che è quello a cui noi puntiamo. Grazie al nuovo campo al chiuso, la A2 può giocare ora nei campi di casa a Santa Margherita. L'anno scorso la squadra doveva giocare ad Ecco. L'obiettivo di quest'anno è la promozione. Tantissimo entusiasmo, una squadra che credo qualche anno fa non avremmo nemmeno potuto immaginare, di giocatori molto forti e anche molto compatti e molto vogliosi di portare un qualcosa che a Santa Margherita non c'è mai stato. Della squadra fa parte anche Andreas Seppi, ritirato da poco dal circuito ATP. È tuttora il tennista italiano con più partite giocate nei tornei del Grande Slam. Da tempo è molto legato al circolo di Santa. Insomma, ha speso anche tante belle parole nei tuoi confronti, Presidente. Sì, lo ringrazio, ci conosciamo da tanto tempo, già negli anni del Challenger a Genova mi fa sempre piacere rivederlo, da un po' che non lo vedevo, quindi ci tenevo soprattutto oggi di venire a giocare questo incontro e sicuramente è una persona fantastica che ha costruito un bel circolo e mi fa piacere sempre giocare qui con loro. Un lavoro di progettazione e investimenti che è stato apprezzato anche dalla federazione. Ci sono tutti gli ingredienti per fare ancora meglio, c'è una grande capacità manageriale di programmazione, ci sono le risorse, ci sono i formatori, gli insegnanti e c'è la federazione che guarda con grande attenzione, sta molto vicino a questo circolo perché se lo merita.